Sardegna ad Orgali ogni anno nel mese di luglio si celebra la rassegna regionale del coltello sardo, un memorial dedicato a Gianfranco Spanu. Artisti di tutta la Sardegna, con tutta la loro maestria, espongono i loro coltelli. Ci troviamo in compagnia di Luciano, un vecchio amico di tanti anni. Sì. Abbiamo fatto 10-12 anni fa un bellissimo Sì, è video vero. dove hai fatto vedere il meglio che potevi in quel momento. Senti, in tutti questi anni e ovviamente l'evoluzione della lavorazione del coltello ha fatto dei passi da gigante. Certo, assolutamente. Cosa ci fai vedere, ad esempio? Allora, innanzitutto c'è stata un'evoluzione per quanto riguarda le manicature dei coltelli. Quindi diciamo che ho fatto una ricerca con dei materiali diversi, preziosi e anche meno preziosi, giusto per farmi anche una cultura, per vedere quello che effettivamente potevo realizzare con queste nuove manicature, insomma, con queste idee. Tipo per esempio questi denti di cavallo, e sarebbero questi qua, e da qui tolgo fuori questo manico, questo coltello. Quindi questo è un dente di cavallo. Sì, e esatto. tu hai ottenuto Questo mosaico, ho fatto del mosaico e quindi ho realizzato questo. poi di pezzettini. Questo e anche questo, eccolo qua. Questo qui È sempre in dente di cavallo. Quindi sono molto particolari. ho visto che hai dei fossili, dei marmi, Sì, esatto. ad esempio. Ci sono per esempio delle strutture, per esempio come questa madreperla, ecco, questo. E tu Questo blocco, dove questo l'hai blocco. trovati questi? Allora, questi sono diciamo che è una madreperla Australian, tagliata a pezzettini e sistemata in modo da poter realizzare dei manici, ma non lo uso da questa parte che può sembrare la più bella, la uso da questa. E sembrano tutti questi filini piccoli e comunque sono convinto, ancora non ne ho realizzato una, ma sono convinto che viene fuori un gran bel lavoro. Ecco. Notavo anche un altro elemento per il manico. Esatto, questi sono dei fossili, no?
questo caso dei denti fossili, e viene fuori questo coltello, questi manici qua. E sono sempre molto particolari, è un materiale abbastanza duro da lavorare, non è così semplice, è duro ma è molto friabile. Però insomma con un po' di pazienza si riesce a fare qualcosa comunque. Ascolta, io notavo anche le lame, la lavorazione di queste lame, ad esempio se ci fai vedere, la fai vedere alla telecamera. Il coltello sicuramente uno dei più grandi che ho realizzato. In sé la storia di questa lama è nata da una visita che abbiamo fatto a Cabras, a visitare il museo dei giganti di Montepram, e da lì mi è venuta l'idea di realizzare e di mettere qualcosa su di una lama abbastanza grande, ecco, insomma questo qui che non è proprio un coltellino da tasca, ecco. Sì. Però per riuscire a fare qualcosa di bello, ecco, ho fatto proprio questa lama, mi sembra che rende abbastanza. Molto bella, magari la telecamera fa fatica a inquadrare i particolari, ma vi posso assicurare che è un'opera d'arte. Ecco, così come queste. La tecnica che uso è sempre quella dell'acquaforte che usavano i pittori del Settecento, nel fare delle riproduzioni dei loro quadri, quindi c'era questo stampaggio, una sorta di cliché, realizzavano un cliché con la tecnica dell'acquaforte. La tecnica dell'acquaforte è lì che consisteva nel cospargere su questa lastra della cera. Oggi si usa anche il bitume, che è sicuramente più comodo, e poi avendo il nero c'è un contrasto migliore, uno si rende conto meglio di quello che incide. E poi la si immergeva in acido e veniva fuori questa sorta di cliché, dove poi loro facevano delle riproduzioni su carta con inchiostro dei loro quadretti. È una lavorazione complessa ma antica nello stesso tempo. Sì, diciamo che in teoria è abbastanza semplice, la realizzazione è un po' più complicata sicuramente. Ecco, quindi io uso ancora questa tecnica antica. Ecco, andiamo a vedere un'altra opera d'arte. Sì. Spiegaci un po'. Allora, questa qui c'ha un po' di lavoro, diciamo che è stata scavata qui con delle molette, insomma me la sono finita tutta a mano, ho fatto questa sorta di rilievi, ecco qua, e poi c'è fatto questa incisione, ecco, infatti la mia prerogativa è proprio quella, perché mi cercano, i miei clienti sono la maggior parte quelli che vogliono degli oggetti personalizzati, ma qualche richiesta insomma un po' in tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda in America, insomma un po' da tutte le parti, devo dire la verità. Quindi tu continua, Luciano, questa attività, fai contenti gli amici che ti vedono, e mi raccomando scrivete e lui vi accontenterà sempre. Grazie Luciano. Ti ringrazio, molto gentile. Ciao.